Vangelo secondo Matteo, capitolo 26. Cospirazione rosinedria. Quando Gesù, Fernette fa tutte queste parlato, ricetta a tutti i discepoli suoi. Voi sapete che ci vanno solo 2 giorni per la festa della Pasqua e il figlio dell'uomo sta per essere arrestato e consegnato per essere inchiuvato in coppa alla croce. E proprio rinda a chi lo stesso giorno, i sommi sacerdoti e tutti i capi del popolo stavano insieme in un palazzo del sommo sacerdote che si chiamava Caifa. E là dentro facettero un consiglio per vedere come avevano fatto per arrestare Gesù con un canno per far morire in coppa alla croce. Ma l'uno cullato si dicevano, non lo facciamo arrestare il giorno di Pasqua, perché non ci può stare il pericolo che il popolo si potesse arrabbiare. A cena e Betania. Pendramente Gesù si trovava a Betania, rinda a casa di Simone il lebbroso. S'accostai a Gesù una femmina con un vasetto alabastro rinda in mano. Chi ne voglia addorosa, che accostava un occhio alla fronte. La ravagai in capo a Gesù, veramente mangiava rinda a quella casa. Tutti i discepoli suoi, vedendo questa cosa, s'indusse caino pizza e ricettano a quella femmina. Perché tutti questi sciupi? Si poteva vendere a caro prezzo e si aiutavano a cucire tutti i pazienti che stanno in la città. Gesù se ne adunò e ricetta allora. Perché state tormentando a cucire questa povera femmina? Che sta fatta un'opera buona, uguale a me, perché i pazienti ti ride sempre con voi. A me invece non mi avrete per sempre insieme con voi. Arravagando questo profumo in coppa corpo mio, ha voluto ogni corpo mio, po' tempo, la sabordura. Anzi, verica, da tutta la parte del mondo, a sarà pregato il Vangelo mio, sarà raccontata pure tutto quello che ha fatto questa femmina uguale a me, e così sarà ricordata per sempre. Le trattative Giuda. E tanto uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, si presentò innanzi ai capi dei previti e ricetta a loro. Quando marate, perché vi consegni rinde in mano vostra? E chi le fissai in 30 monete d'argento. E a quel momento gli lasciano l'occasione buona per consegnare rinde in mano loro. Preparativi per la cena. O primo giorno delle feste di Pasqua e la breia, e i discepoli si accostarono a Gesù e le ricettano. A da voi che avevamo apparecchiato per bagnare la cena di Pasqua? E Isla rispondette, iate in da città, là troverete una persona e dicetele, o maestro ti manda a dicere che il tempo suo è vicino e va venire a fare cena di Pasqua, in da casa tua, insieme a tutti i discepoli miei. I discepoli facettero come aveva comandato Gesù e a prepararono a Pasqua. O traditore svelato. Quando il sole se ne stava trasendo, Gesù si settò a tavola con tutti e 12 apostoli. Pendramende mangiavano una ricetta, vi posso assicurare che uno di voi mi tratterrà. E loro addolorati cominciarono ognuno e loro a domandare, so forzi, Signore? E Gesù rispondette, chi che ha inzuppato il pane insieme con me, rindo il piatto, e chi che mi trarrà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto in quella issa. Ma guai a chi che tradisce il figlio dell'uomo, sarebbe stato assai meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, chi che stava per tradire la ricetta. Maestro, so forsia. Sì, tu l'hai ritta, rispondette Gesù. Istituzione dell'Eucaristia. In quella notte, mentre mangiavano, Gesù pigliò il pane, o bene ricetta, o spezzaia, e ne rettero un piezzo per uno a ognuno e loro dicendo, pigliate e mangiate, questo è il corpo mio. Poi pigliai in mano sua il calice, e roba che aveva ringraziato a Dio, o consegnai per dinte in mano e ognuno e loro dicendo, bevitene tutto quanto, perché questo è il sangue mio, il sangue alleanza ravagato per tutta la gente, per perdono dei peccati. Io vi dico che a questo momento non vi verrà più questo vino, zina a quello giorno che aveva raggio il vino nuovo, nata volta, insieme con voi, rindo regno di Dio. Gesù predice l'abbandono dei discepoli.
Poi, roppa che avevano cantato i salmi e feste, tutti insieme se ne jettero in mezzo monte a oliva. Tanto Gesù ricetta a loro. Rinda a questa nottata, tutto quanto voi rumano a ridere scandalizzate per via mia. Sta scritto in la Bibbia. Io, Mazzia Riaggio o pastore, e tutte le pecore gregge saranno sparpagliate. Ma roppa che sarà già risorta, aspetterà rinda a Galilea. E tanti Pietro le ricette. Pure se tutta l'altra sapessero scandalizzare te, io non mi scandalizzerà mai. E Gesù ti rispondette dicendo, io ti posso dire con certezza che tu, in da questa notte stessa, prima che l'uomo si metterà a cantare, mi avrai agnato 3 volte. Pietro rispondette, io non ti arraiaggio mai, pure se avesse a morire, insieme con te. La stessa cosa ricettano pure tutti i lati discepoli. O Getsemani. Tanto Gesù se ne jette insieme con tutti i discepoli in una massaria, che veniva chiamata Getsemani. Quando arrivai là, ricetta a tutti i discepoli suoi, voi aspettate per qua, entrementi va che là più annanzi a priare. Poi pria insieme con essi Pietro e 2 figli di Zebedei, e cominciai a si sentire così afflitta e sconsolata, che ricetta a loro, l'anima mia è tanto triste che mi sente morire, rimanete qua, non dormite e mettitevi a priare, insieme con me. Poi se ne jette un poco più annanzi e si mettette con la faccia in terra e priava dicendo, Padre mio, se ti fa piacere, fa rasare a me questo calice l'ora. Dammi la forza che io potesse fare volere tuo e non volere mio. Poi tornai un'altra volta vicino a chi discepoli suoi e trovai che rumevano a sua neghina. Gesù s'accostai a Pietro e dicette, ma come non siete stati capaci di stare scetate manco un'ora sola insieme con me? Scetate e priate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debeluta. Poi s'arrasai allora un'altra volta e si mettette a priare dicendo, Padre mio, se proprio da già avere questo calice l'ora, ramma la forza e fa volere tuo. E quando tornai un'altra volta vicino a quelli 3, e trovai un'altra volta che dormivano a sua neghina. Non già facevano proprio da tenere gli occhi all'ora aperta. Issa, afflitta e sconsolata, non ne volette scegliere, e lasciai dormire, e tornai per 3ª volta in lo stesso pizzo, e si mettette a priare dicendo le stesse parole. Poi si sussette a terra e tornai la 3ª volta vicino ai discepoli suoi e ricette a loro. Ma continuate a dormire, pure, e riposatevi. Ovvi che è arrivato l'ora che il figlio e l'uomo sarà consegnato rinde in mano ai nemici suoi. Aizzatevi, yamma, facite impressa, perché sta arrivando quello che mi sta per tradire. O bacio e Giuda. Pentramente parlava ancora che i discepoli, arrivai Giuda, uno dei 12, insieme a questo, ingessevano un cuofone di gente con spade e peroccole che era stata manata, re capre e prievere e tutte le capre del popolo. Chi lo traditore aveva dato a loro questo segnale? Chi che aveva s'arraggia, arrestatela, perché è issa. E subito si accostai a issa le ricette. Saluto maestro, e o vasai. Amica, le ricette Gesù, perché essa sei venuta qua? Arresta Gesù. E stesse danno si facettano innanzi tutti quelli soldati e tutte quelle guardie mettendo in mano un culo a Gesù e l'arrestarono. E tanto non è quello che stava vicino a Gesù a fare rinde in mano una spada e a tirare fuori e con quella cuglietta non serve sommo sacerdote e le tagliai a orecchie. E Gesù le dicette, mette un'altra volta che la spada rinde al posto suo, perché tutti quelli che usano la spada moriranno in spada. Non pensa che se volesse potesse per il padre mio, che mi manda a rie subito che più e 12 squadre angeli. E come si può arrivare a compire tutte quelle parole che stanno in scrittura, che dicono che proprio da così è da succedere. In quel momento Gesù salutava a tutta quella folla. Ma come siete venuti qua? Con spade e con peroccole? Come se avesse avuto arrestare un delinquente? Ogni giorno stava assettato in mezzo a voi in tuo tempo per lezionare, o popolo, e non mi avete mai pigliato. Tutte queste succederanno perché si avranno a compire tutte quelle che ha detto i profeti in da Bibbia. E stesse danno tutti i discepoli lasciarono e se ne fuiettano.
Gesù innanzi Sinedria. Mo tutti quelli che avevano arrestato Gesù lo portarono in da casa di Caifa, che era il sommo sacerdote. Ad si erano riunite tutte le maestre della legge e tutte le capi del popolo. Pietro invece non le jette appresso, ma si mantenette arrasata e arrivò in zina in do palazzo del sommo sacerdote. E trasette purissero in do cortile e che la casa e s'assettò in mezzo ai serve per vedere come gli va a fornire. E i capi preti e tutto l'altro tribunale gli avevano lasciato un'attestazione favazza contro Gesù, poi poté condannare a morte. Ma non fu capace e ne trovò una. Pure si erano fatti innanzi parecchi testimoni. Per ultimo si presentarono i due che ricettano: chi sta ritto, gli posso mandare al tempo e Dio, in da 3 giorni, e lo fravo carraggio, nata volta. Tanto s'azzai il sommo sacerdote le ricette, non risponde niente. Non sente quello che stanno dicendo contro te. Ma Gesù non rispondette. Io sommo sacerdote le ricette, ti supplico, o Dio vivo, dice se tu sei o Messia o Cristo o figlio di Dio. Sì, tu l'hai detto, rispondette Gesù. Anzi, verica, a questo momento voi avete arrivato il figlio dell'uomo assettato vicino a mano delle ritte di Dio onnipotente. E venne in coppa in nuvole rociela. Tan, sentendo queste parole, sommo sacerdote si stracciai e veste ricette. Chi stai a stemmato? Che motivo diremmo più per sentire ad testimone? O vicano, avete sentito pure voi che chi stai a stemmato? Che ve ne pare? E tutti chi gli alluccarono dicendo, chi sta ad essere condannato a morte? E cominciarono a sputare in faccia e a rendere i pugni. Da poi, ora venivano i paccheri e le dicevano, Anduino Cristo, chi è stato che ti ha dato sto pacchero? E negazione Pietro. Pietro, in aquel tempo, se ne stava assettato fuori in do cortile. Una serva si accostava a essa le ricette. Pure tu stivi insieme con Gesù o Galilea. Ma Pietro si mettette a protestare innanzi a tutta quella gente dicendo io non capisco manco quello che tu vuoi dire. Per tramente stava a scena rinda all'androne, overetta nata serva, che si ricette innanzi a tutte quelle che stavano là. Pure chi stava insieme con Gesù o Nazareno. Ma il sagnai nata volta e si mettette a giurare dicendo io non conosco a chi sto. Dopo un poco tutte quelle che stavano là dentro si accostarono a Pietro e le ricettano. Certamente pure tu sei un echille, a parola tua ti tradisce. E Tanni si cominciai a giurare e a sacramentare dicendo io non lo conosco proprio di chi sto. E stesso Tan non alla cantaia. Tan Pietro si ricordaia che le parole che le ricette Gesù. Prima che non vale si metterà a cantare, tu mi avrai ignato già 3 volte. Poi a scette fuori scopai a chiagnere a sediuzza.